Democratici ai blocchi di partenza, partita la campagna elettorale in vista del 4 marzo, che a Padova si mostra all'insegna della continuità e del legame col territorio. Noi portiamo la nostra esperienza fatta in Parlamento in questi anni, che ha significato per il nostro territorio il fatto che sono state stanziate molte risorse, non solo il tram, ma il patto di stabilità che ha smobilitato un sacco di risorse per i comuni, le scuole messe in sicurezza. Rischiamo di fermare il paese di nuovo se va sull'altra maggioranza. Dobbiamo poter andare avanti con tutte le novità che sono state portate. Al Caffè Pedrocchi volti di ieri e volti di oggi, unico l'obiettivo fare squadra, una squadra che deve servire a fare rete con i territori e i sindaci. Proveniamo da una legislatura che è stata la più sociale in assoluto, leggi importantissime che adesso, se applicate correttamente sui territori, porteranno grandi vantaggi per le persone che hanno sicuramente necessità di essere aiutate. Bambini, famiglie, persone non autosufficienti, disabili. E anche AIDEM, Rete Veneta, ha sottoposto la dichiarazione a sostegno dell'autonomia del Veneto, sottoscritta da Alessandro Zan, Fabio Verlato, Alessandro Bisato e Daniela Sbrollini.